Assessore Panontin, io non rischio, di che cosa si tratta? È una campagna nazionale per veicolare le buone pratiche in materia di protezione civile, per fare in modo che i cittadini conoscano la protezione civile, sappiano che cosa sono i piani dell'emergenza, i piani comunali dell'emergenza, sappiano come è strutturata la protezione civile. Noi, devo dire, lo facciamo in meno di 10 piazze, 7 piazze in questa regione, ma è un evento che sta coprendo tutto il territorio nazionale e il dottor Curcio, che è qui il capo del Dipartimento in rappresentanza appunto dello Stato, è reduce da altre visite e le continuerà in altri posti d'Italia. È un'occasione per far incontrare i cittadini con la protezione civile. Noi, e lo dicevamo prima accompagnandolo dall'aeroporto a qui, siamo in vantaggio rispetto a quasi tutte le regioni italiane, perché questo tipo di attività in realtà lo facciamo costantemente e i cittadini sanno bene che cos'è la protezione civile del Friuli Venezia Giulia e come funziona. Dottor Curcio, come ha trovato la prevenzione e la protezione qui in Friuli Venezia Giulia? Ma il Friuli è una regione sotto questo aspetto di eccellenza, dobbiamo dirlo, riconoscerlo, ha fatto tesoro anche dei propri drammi che nella storia si sono presentati, però avendo la capacità di comprendere la vulnerabilità del territorio, quindi una prevenzione strutturale certamente all'avanguardia e soprattutto una prevenzione non strutturale molto presente. Quando parlo di prevenzione non strutturale faccio riferimento alla pianificazione di emergenza per i diversi rischi, faccio riferimento a campagne come questa, quindi di sensibilizzazione e di rapporto col cittadino, quindi certamente è una regione che si pone nei livelli alti a livello nazionale. Quanto contano le buone pratiche per salvare delle vite umane? Io credo che siano veramente fondamentali. Questa è la differenza proprio tra la prevenzione strutturale e quella non strutturale. Buone pratiche significa mettere in atto un comportamento corretto nel momento in cui c'è un certo rischio che invade la nostra vita. E questo, se noi non lo programmiamo, non lo progettiamo, non ci ragioniamo prima, corriamo veramente il serio rischio di mettere in atto una serie di comportamenti che fanno la differenza tra la vita e la morte. Se andiamo a vedere anche le recenti perdite di vite umane, ma non solo sul nostro territorio, questo è una cosa che interessa il livello internazionale, vediamo che molti di questi nascono da un comportamento sbagliato. Ora, non dobbiamo porci nella logica di dire che quella persona ha fatto una cosa che io non avrei mai certamente fatto, non è così. Durante l'emergenza si perde la lucidità e allora dobbiamo mettere in piedi una serie di meccanismi che fanno sì che siano di salvaguardia, la famosa autotutela, che è una cosa diversa rispetto alle azioni che le istituzioni poi devono fare nel sistema di allertamento, è proprio la capacità del cittadino di capire che su certe azioni e in certi momenti bisogna avere dei comportamenti corretti.